Quando non c'è la terra, l'uomo diventano assai e ci cominciano a nascere le figlie femmine. I figli dello vero Dio s'adunano che le femmine erano assai begge. Perciò si pigliarono per moghiere tutti quelli che ci piacevano. A sto punto Geova disse: l'uomo è spirito non può sopportare per sempre l'uomo, perché è fatto di carne e per questo gli do accampare fino a 120 anni. Già riorna e magari orna appresso, già la terra c'erano i Nefilim. Allo stesso tempo i figli dello vero Dio si curcarono che femmine di gente. Sti femmine, dopo che furono ingravidati, figliaro. I figli che nascero furono intesi come i potenti dei tempi antichi. Allora Geova s'adunò che già la terra l'uomini avevano diventato tante malacarne e che avevano un cuore nivoro come la picireca e facevano sempre le cose storte. Erano tante malaconnotta. Geova si pigliava di collera e si pentiva che aveva fatto l'uomo in terra e ci diventò il cuore liconico. A quel punto Geova disse: levo da mezzo alle pere tutte le gente che hai creato e quindi magari l'armale di famiglia e l'armale sciscianti e tutti quelli con l'ali che volano in cielo cielo perché mi hanno fatto ammalignare. Noè, allo contrario, era quieto e Geova l'aveva picchiato a ben pulire. Questa è la storia di Noè. Noè era uno a posto e fra tutti i kid della sua età fu lo più onesto. Noè fu un uomo che ascoltava ovvero Dio. E ha tre figli, Sem, Cam e Jafet. Per Dio la terra oramai l'avevano distruggiuta ed era china di gente malintenzionata. Dio tagliando la terra, visto che era consumata e tutte le genti erano un bruglione. Allora Dio ci disse a Noè: levo da mezzo alle pere tutta la gente, perché per causanza di iddi non si può stare più in questa terra. Faccio polizia, fatti un'arca di legno, entra st'arca, facci una para di separazione, e poi, con mogliola di betone, entra e fuori. L'affare era così: longa 300 cubiti, larga 50 cubiti e alta 30 cubiti. A cominciando da moso, a una distanza di un cubito, facci una finestra, a così trase la luce. La porta dell'entrata, falla di lato e dopo facci in chiano aioso, n'altro susu e n'altro ancora susu. Io stai per fare succedere un diluvio da terra a così distruggo tutto, uomini e armali. Tutto quello che c'entra la terra a morire. Ma così hai fatto un patto. Trasi dall'arca insieme ai tuoi figli, a tua moglie e ai moglieri di tuoi figli. Di ogni armale fanno trasere in l'arca una coppia, mascolo e una femmina. A così vi salvate tutte insieme. Due coppie di tutte l'armale con l'ali, di l'armale di famiglia e di tutti quelli che sono senza ciampi. A così si servono magari iddi. Tu incatasta tutto quello che trovi di mangiare, perché ti serve per nutrimento a te e a tutte l'armale. E Noè fece tutto quello che Dio ci aveva detto di fare. Fece quello che era giusto fare.